È l'Istituto Città della Vittoria di Vittorio Veneto a vincere nella categoria formazione nell'11ª edizione di Green Schools Competition, progettato dagli studenti e dai docenti un videogioco sul tema della desertificazione. Un gioco su una mappa basata su Minecraft in cui un personaggio cerca di attuare delle azioni per evitare che la mappa si desertifichi in toto. Altre due le categorie di gara, comunicazione e azioni concrete, vinte dal Giorgi Fermi e il Ricatti Luzzati di Treviso. Abbiamo iniziato sviluppando un progetto per monitorare, l'andamento e l'uso dell'energia nella nostra scuola, utilizzando strumentazioni che sono state inserite in ogni classe per poi fare un resoconto a fine mese di tutto il disperdio energetico che è avvenuto nel periodo scolastico. L'ecogara, che è partita da un'idea di una studentessa, poi è stata ampliata dall'Energy Team, è stata rivolta a tutte le classi prime, seconde e terze dell'istituto e aveva lo scopo di mettere in luce le buone pratiche della classe per rendere l'ambiente della scuola più sostenibile. Ai vincitori 15.000 euro per acquistare attrezzature e dispositivi per la scuola. 9 gli istituti partecipanti alla nuova edizione, per un totale di 300 studentesse e studenti coinvolti nelle attività per ridurre gli sprechi. Vanno dai 1.500 euro del primo classificato ai 400 dell'ultimo, premiati tutti, e quindi secondo me un bel modo di coinvolgere i ragazzi che sono la nostra gioventù e saranno parte attiva della comunità nel futuro con alcune consapevolezze di cui hanno avuto modo di acquisire.